Dopo l'aggressione in spiaggia ai danni di 3 bagnini emergono nuovi dettagli. Da una parte un video nel quale i ragazzi si vantano della spedizione punitiva, parole le loro che non lasciano adito a nessun dubbio. Iesolao, Iesolao, show Bagninao. basta bagnini, basta. E i Non bagnini. servono. Torna a piangere! Licenziato! Licenziato. Sei in ospedale adesso, fame di merda. Poi però arriva anche una lettera inviata a Treviso Today nel quale uno dei ragazzi presenti alla rissa contrattacca raccontando come siano stati loro per primi vittime di un'aggressione, affermazioni che tuttavia cozzano con le parole di beffa nel video. Questa una parte della lettera. Un nostro amico si era addormentato sul pontile e faceva fatica a risvegliarsi nonostante i bagnini provassero a farlo spostare. In seguito hanno iniziato ad aggredirlo fino a farlo sanguinare e mi sembra più che naturale che dei ragazzi che vedono un loro amico in tale situazione intervengano. Poi i ragazzi chiedono che vengano puniti anche i bagnini, accuse alle quali replica con rabbia Paolo Coppo, uno dei bagnini picchiati. Abbiamo tentato di far spostare un ragazzino steso in una zona vietata. Questo qua ha incominciato a mandarmi a quel paese, che sono un coglione e tutto quanto. Vabbè, sono cose che siamo un po' abituati e non diamo più peso a queste cose qua. Si è cambiato perché avevo un paio di pantaloni su un altro e quando mi è passato davanti mi ha sputato sui piedi. Ha fatto un altro passo, ha fatto un altro sputo e ha fatto un altro passo e ha sputato contro la torretta. E ripeto, in un modo non perché aveva voglia di sputare, perché lui voleva denigrarci, voleva creare zizzania, in poche parole. A quel punto mi sono avvicinato e gli ho dato una spinta sulla spalla. Ho detto, la finisci? La finisci? Quando ho fatto questo, lui per tutta risposta si è girato e mi ha dato un pugno. Logicamente là io ho reagito. Poi l'aggressione vera e propria. A me sinceramente dispiace di quello che è successo. Per me prima di tutto perché ho preso una fracca di botte che potevo rimanerci secco. Parliamoci chiaro, la cosa è andata così, è andato bene tutto quanto, però ci potevo fare tranquillamente il morto. Perché loro non hanno mirato il mio corpo, loro hanno mirato la mia testa. Un'azione violenta e premeditata continua e rigetta anche l'accusa di razzismo lanciato da alcune famiglie dei giovani. Visto che parlano di razzismo, che nel mio gruppo di lavoro c'è un bosniaco, un senegalese e un marocchino, visto che siamo razzisti. La lettera chiude così. Ripeto, noi abbiamo sbagliato, ci siamo comportati da immaturi e irrispettosi, ma non bisogna colpevolizzare solo e soltanto noi. Paolo Coppo chiude così. Io i ragazzi, onestamente, posso dire che li ho anche già perdonati, perché non ha senso stare qua a fare guerra su guerra, perché alla fine, però è giusto che paghino quello che hanno fatto.